Serena Fornasiero, che insegna storia della lingua italiana e stilistica e metrica a Ca' Foscari, che ci parlerà l'anno prossimo di problemi grammaticali e quest'anno di lessico, e le cedo subito la parola. Signori, buongiorno, buon pomeriggio anzi. Il titolo è altisonante, il lessico colto, il vocabolario. Si tratta di una linea di approssimazione per il primo punto e di uno strumento fondamentale per il secondo punto di questo titolo. Io non so se sarete d'accordo con me, ma gli studenti che arrivano all'università, seppure si siano iscritti a una facoltà umanistica come quelli che conosco io, presentano vari problemi legati alla lingua che usano oralmente e per iscritto, e parlo in primo luogo di studenti italiani e italofoni, naturalmente. Poi c'è il surplus legato al fatto che ci sono anche studenti stranieri e so che molti di voi ne hanno un numero significativo in classe, e lì i problemi non possono che essere diversi e moltiplicarsi. Ma parliamo degli studenti italofoni. Arrivano come sempre i nostri studenti sapendo molte cose, più cose di quelle che sapevamo noi quando andavamo a scuola, però forse in maniera poco aggregata, in maniera un po' superficiale. E se devo giudicare il livello della loro competenza linguistica, la mia impressione, qui chiederò naturalmente il vostro parere, la mia impressione è che siano carenti soprattutto in due settori: il lessico, di cui parleremo oggi, e la sintassi. La sintassi riguarda un livello profondo della competenza linguistica su cui bisognerebbe lavorare incessantemente e di cui comunque oggi non ci occuperemo, semmai a febbraio, l'anno prossimo appunto, cercheremo nella mia seconda e ultima lezione di ritagliare qualche spazio da dedicare alla messa a punto della sintassi. Il lessico, tutto sommato, è un settore le cui carenze nei ragazzi, pur sedimentate e a volte disarmanti, sono carenze forse più agevoli da mettere a posto, più agevoli da integrare e portare a un livello più soddisfacente. Tanti amici insegnanti mi dicono spesso: sai, l'eterno moto di disperazione degli insegnanti, sai, dobbiamo svolgere il programma, dobbiamo leggere gli autori, dobbiamo fare questo e quello, interrogare, e francamente non c'è tempo per fare esercizi specifici su cose su cui dovrebbero essere state le scuole precedenti a formare la competenza dei ragazzi. Quindi io mi limito, mi dice l'amica o l'amico, mi limito a correggere quando fanno delle prove scritte e a dire qui potevi dire meglio, a proporre una sostituzione lessicale, e dunque non ho lo spazio per appuntarmi su questo problema. Ora, anche qui mi direte, io non faccio così, però il vero problema, secondo me, sta nel fatto che i ragazzi, nel momento in cui ricevono i loro elaborati corretti con fatica e con dispendio di tempo dai loro docenti, guardano il voto o guardano il giudizio
guardano così il colore complessivo, no? Quanti segni rossi o quanti segni verdi, non so in che cosa correggiate, in che colore, e la cosa finisce lì. Acquisiscono il dato della valutazione ricevuta, ma non vanno a vedere quasi mai che cosa è stato loro segnalato e poi corretto. Un esercizio che si potrebbe imporre proprio sistematicamente sarebbe quello di riscrivere il testo che gli è stato corretto inserendo le correzioni. È una perdita di tempo per i ragazzi che malvolentieri si sottopongono a questa cosa, ma se diventa obbligatorio, diciamo se diventa una parte necessaria alla trascrizione del voto o al riempimento delle caselle del registro, alla fine si sottopongono, cioè accettano questo pensum e non solo possono, riscrivendo, essere in grado di valutare se la riuscita del loro testo è migliore dopo la trascrizione e la correzione, ma anche in certi casi sono obbligati a chiedersi che cosa esattamente volesse dire il docente quando gli ha segnato una certa cosa e quale sia la ratio di quella correzione. Magari si potrebbero fare delle correzioni tendenziose, per esempio di fronte a una scelta lessicale infelice, dire io ti propongo di cambiare così, ma tu vai a guardare il vocabolario, guarda se c'è un'altra possibilità. E prima ancora, abbi un vocabolario. Abbi un vocabolario. Allora, proprio in preparazione di questa lezione, vi era stato fatto girare un quesito. Che vocabolario, che dizionario usate? Che dizionario consigliate ai ragazzi? In certe famiglie c'è il vecchio dizionario dei genitori, e forse solo quello, e a volte neanche quello. Oppure se sono studenti stranieri c'è un dizionario bilingue. Ma per diventare grandi i ragazzi hanno bisogno di possedere un dizionario. Hanno bisogno anche di possedere una grammatica, che non è forse obbligatorio come libro di testo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Però per diventare grandi, badate che lo dico ai miei studenti universitari, ancora non ce l'hanno la grammatica spesso, ancora non ce l'hanno un vocabolario monolingue della lingua italiana, perché hanno aggirato questo acquisto, hanno aspettato prima di farlo, di permettersi questo lusso sul tavolo. Mi sarebbe piaciuto, ma siete in tempo a darmi la risposta, sapere quali oggetti circolano di più per le scuole. Di solito la biblioteca scolastica comunque possiede un buon numero di dizionari diversi e è sempre bene portarli in classe, se proprio i ragazzi non vogliono portarsi da casa il loro. E di solito io mi sono portata qui, ma poi i nostri valenti collaboratori hanno anche la versione in CD e hanno già preparato delle cose su cui esercitarsi. Ho portato il cartaceo, lo Zingarelli 2013, credo che sia già uscito il 14, di solito esce con un po' di anticipo. Comunque, la cosa su cui volevo fissare un attimo la vostra curiosità è il numero di voci. I dizionari, che si fanno concorrenza l'uno con l'altro naturalmente, dichiarano da qualche parte, questo lo fa nella quarta di copertina, dichiarano quante voci o quanti lemmi sono contenuti al loro interno. E il numero è enorme.
non è il numero di tutte le parole dell'italiano, naturalmente, perché ce ne sono molte che non sono lemmi, cioè non sono voci di entrata nel dizionario, ma ce ne sono anche molte che non entrano in un dizionario dell'uso perché troppo tecniche, ad esempio, perché fanno parte di un lessico specifico di qualche disciplina o arte. E quindi le parole dell'italiano sono ancora di più, molte di più, ma certo lo Zingarelli, ultima o penultima versione, dice che qui i lemmi sono 143.000 e oltre. E i nostri ragazzi quante ne conoscono di queste parole, di questi lemmi? E magari sanno fare il plurale, perché il lemma è sempre singolare, no? E il lemma verbale è sempre all'infinito, eccetera. Ma quanti sanno riempire la morfologia? Cioè sanno fare il femminile, il plurale, il passato remoto. E il passato remoto, soprattutto qui nel Veneto, è un animale misterioso, quindi fra i miei allievi molti hanno dei buchi paurosi riguardo a questo aspetto morfologico elementare. E certo, chi di voi insegna alle superiori non ha intenzione di fare una lezione sul plurale dei nomi maschili che finiscono in A o dei femminili che finiscono in O o in U, però magari a livello ludico 10 minuti prima della fine della lezione, non per insegnare come fa il plurale, ma per vedere se sanno trovare una parola femminile in O o una parola femminile in U. Dico nomi, ma perché c'è la massima varietà fra i sostantivi, oppure si potrebbe sparare loro a raffica un certo numero di infiniti verbali e vedere se sanno ricavarne alcuni tempi e alcuni modi. Un giochino di fine lezione. Non si perde molto tempo a prepararselo e potrebbe essere una specie di piccola arca in cui infilare delle briciole di sicurezza in più, perché poi la sicurezza nella vita comunicativa e nella vita di relazione è anche legata alle cose che si sanno bene. Avrei voluto cominciare questa chiacchierata con voi proiettando dei simboli, no? Il simbolo, per esempio, delle radiazioni, quello che c'è negli ospedali fuori dalla sala raggi X, va decifrato. Cosa succede a chi non sa decifrare quel simbolo? Può incautamente entrare e prendersi delle dannosissime radiazioni sul corpo. Chi non conosce il cartello stradale del divieto d'accesso corre il rischio di entrare contromano in una strada. Il pericolo, che poi è pericolo linguistico, i nostri muratori che stanno sulle impalcature, se non sanno leggere i cartelli della sicurezza e non sanno capire la parola occio, che ti caschi, poi magari hanno dei brutti incidenti. Beh, le parole sono i più immediati, i più nativi cartelli che dobbiamo saper decifrare e essere sguarniti da questo punto di vista per i ragazzi che ostentano spesso disinteresse, una certa sufficienza nei confronti di questo problema, ma non sapere le parole significa non muoversi nel mondo e poi nel mondo degli adulti quando usciranno dalla scuola,
non muoversi con la sufficiente destrezza. Allora si può misurare il numero di parole che ci sono e il numero di parole che mancano, e ci vuole molto tempo. Ci vuole molto tempo, ma un paio di esperimenti, di esercizi risultano subito eloquenti, cioè ci danno proprio il polso della situazione. Io ho cominciato, sapete che dappertutto, anche all'università, ma immagino che lo facciate anche voi, si fanno gli esercizi di comprensione del testo, no? E hanno la cosa bella che riguardano una lingua, i suoi usi, ma si possono fare anche relativamente a materie diverse dall'italiano. Quindi si possono fare ottimi esercizi di comprensione del testo anche sulla storia, la geografia, la filosofia, non so che cosa voi insegnate, ma si può uscire dall'ambito ristretto delle ore disciplinari e recuperare alcune verifiche, alcuni esercizi utili anche nelle ore di altre materie. Ho cominciato con un esperimento leggerissimo, che è quello che vi propongo, però dovete dirmi se si legge. Adesso ingrandisco un po'. Allora, questo è leggero perché è leggera la tematica di questa signora Elasti, che scrive ogni settimana sul supplemento del venerdì, mi pare, di Repubblica, comunque uno dei supplementi di Repubblica. Parla dei suoi figli, è una madre di famiglia che fa il lavoro intellettuale di giornalista, ma sempre fra mille scivoloni e peripezie. Quindi è una pagina per signore che lavorano e che si riposano il pomeriggio, accavallano le gambe e leggono cosa dice Elasti. Questa volta non parla di figli, ma parla di come ha trovato ha trovato moglie a un suo amico. Però se noi proviamo a leggere, io al destino non ci credo, credo parecchio nel libero arbitrio, nel caso, foriero di meraviglie e sventure, e soprattutto nell'interazione tra le persone, interazione che spesso ha conseguenze dirompenti e ineluttabili sulle nostre vite, eccetera. Allora, già il primo capoverso, se sottoposto a una verifica presso la competenza dei vostri studenti, immagino che darebbe dei risultati interessanti. Io già penso che tutti i ragazzi ritengano di sapere che cos'è il libero arbitrio. Si tratterebbe semmai di definire, di dare una definizione, cioè di mettere una glossa a questo lemma, che poi è il lemma arbitrio è interessante in sé, ma il libero arbitrio è un'accoppiata piena di implicazioni, quindi un sintagma nominale che c'entra anche molto con il lessico della religione, eccetera. Ma credo che pochi fra i ragazzi sappiano che cosa significa foriero. Qualcuno non saprà cosa vuol dire ineluttabile o dirompente e così via. Allora, un esercizio così può avere un grado 0, che è far leggere senza voto. Ecco, direi che se vogliamo attirare i ragazzi bisogna che ci sia una situazione seminariale, altrimenti cominciano a leggere avanti, chiedono al vicino, non si concentrano sull'esercizio. Quindi l'idea che una lingua anche usata in una occasione così leggera, abbia delle parole
incomprensibili o poco comprensibili, opache, nebbiose, è un'idea che viene accettata con una certa riluttanza da un lato, ma che può innescare una serie di curiosità. È il vecchio motto: dove non sai, cerchia la parola e vai a vederla sul vocabolario. Insomma, il gradino un po' più avanzato di questo esercizio è quello che vedremo dopo, il vero esercizio di comprensione del testo, con delle domande specifiche che riguardino sia il livello linguistico e perfino quello grammaticale, che può essere infilato con grande utilità e anche in maniera disinvolta in questo test, ma anche degli esercizi un po' più raffinati sui contenuti del testo, che può essere di storia o di geografia, e esercizi un po' più raffinati sulla comprensione di ciò che non è detto, cioè sulle cose implicite, sulle cose date per scontate dall'estensore del testo e così via, e vedere allora che cosa un testo di media complessità porta fino alla comprensione dello studente. Bene, dove non sai, cerchia e vai a vedere sul dizionario. L'ideale per fare questo esercizio è farlo in classe e farlo insieme, altrimenti a casa lo fa la mamma, lo fa il fratello maggiore, lo fa il telefono, lo fa Twitter, non so insomma chi lo fa, i social network, e il risultato poi è uno dei soliti pasticci che facevamo tutti quando eravamo studenti, anche se non avevamo i social network. Farlo insieme, farlo in classe e avere un dizionario per ciascuno. Ma se noi volessimo sondare in maniera diversa il livello di competenza lessicale, cioè il peso del thesaurus dei nostri studenti, no? Quante parole sanno? Di sicuro non coprono 140.000 lemmi, ma pur nella convinzione che ne posseggano molti di meno, quanti ne possiederanno, secondo voi? Cioè, se è vero che forse si può vivere tutta una vita con 2.500 lemmi, 3.000, è anche vero che questa vita sarà piena di nebbia di comprensione, no? Quindi se i lemmi sono 143.000, saperne, conoscerne, dominarne solo quelli relativi al lessico fondamentale, il dizionario di De Mauro, il Gradit, mette queste marcature, no? Come sapete, FO è il lessico fondamentale, ma poi c'è un altro settore del lessico, quello di alta disponibilità, in cui magari stanno parole che si usano raramente ma sono note a tutti, quindi nella comprensione danno un risultato soddisfacente. E poi ci sono le altre marcature fino ad arrivare a bu, parole di basso uso, che legittimamente sono conosciute e utilizzate poco o da pochi o le due cose insieme. Però certo 2.000, 2.500, 3.000 su 143.000 non è la proporzione della nostra ignoranza, no? È un divario enorme che però riguarda la grande presenza di linguaggi e di lessico settoriale nella lingua italiana, come in ogni altra lingua storico-naturale che abbia sviluppato forme di specializzazione notevoli.
A dove dobbiamo portarli questi nostri ragazzi? Ma insomma io non saprei dare la risposta, ma probabilmente almeno a un raddoppio del loro lessico di partenza, cioè quando li incontrate per la prima volta provate a misurarli con il metro di Mary Poppins, con un esercizio che provi a dare la temperatura di quello che di quanto ampio è il loro thesaurus. Però siccome poi voi dovete, se insegnate alle superiori, dovete portarli fino alla fine di una certa strada. Questo è il vecchio quadro riassuntivo della situazione sociolinguistica dell'italiano, no? La fonte è Berruto, forse non si vede ma l'ho scritto in basso, ecco, Berruto 1987. Poi questo schema ha subito vari aggiornamenti, sia ad opera di Berruto stesso, sia ad opera da ultimo di Seriani Antonelli, in questo manuale che forse conoscete, Seriani Antonelli, Manuale di linguistica italiana. Anche qui dentro c'è un aggiornamento del quadro che vi ho proiettato. Le due cose si equivalgono nel senso che ci sono piccoli spostamenti o ridefinizioni, ma direi che voi, i vostri ragazzi, qualunque sia la loro storia linguistica, li dovete portare qui, in questa zona. Perché devono scrivere lo scritto di italiano per l'esame di licenza, no? Quello che una volta si chiamava maturità e adesso si chiama licenza, se non sbaglio. Cioè, in qualche modo devono arrivare a esprimersi per iscritto, sia nella tesina multidisciplinare che devono produrre, sia a maggior ragione nella prova scritta di italiano, devono arrivare a un possesso della lingua non rudimentale, cioè una situazione espositiva nella lingua scritta, nella loro lingua madre per la maggior parte di loro, una situazione di competenza avanzata. Quello che abbiamo definito lessico colto è una parte del bagaglio, sta a fianco della capacità di argomentare, della capacità di avere in mente che cos'è un testo, una cosa che ha un inizio, un cuore, una parte centrale grande e significativa e poi una conclusione. Devono sapere anche questo, ma devono poi costruire questo testo in una lingua corretta, accettabile e mettendo in campo delle conoscenze lessicali non banali. Quando entrano nelle vostre classi per la prima volta, misurateli e poi cercate di portarli al raddoppio. Alle 15.000 parole, ai 15.000 lemmi, ai 20.000 lemmi. E badate bene che in certi casi anche all'università, anche il nostro rettore sembra disinteressarsi di questa cosa, no? È più importante sapere l'inglese, magari saper fare lezione in inglese per i docenti e capire la lezione in inglese per gli studenti, ma non occorre ribadire questa grande verità che se non si sa la propria lingua madre difficilmente ci si può sovrapporre uno strato di difficoltà ulteriore con problemi specifici legato a una lingua straniera. Del resto
una cosa che ogni tanto salta fuori anche sui giornali e ci fa ridere, è che sapere l'italiano male e non sapere le classi di appartenenza delle parole produce delle cose che poi succedono anche in ambienti insospettabili, per esempio la Camera dei Deputati, dove ogni deputato deve mettere un proprio curriculum in un archivio informatico e questo curriculum deve avere anche una versione in inglese. Di recente abbiamo tutti riso fino alle lacrime a vedere che, per esempio, uno si dichiarava responsabile per la propria provincia di un piano quinquennale e piano era stato tradotto con slow. E Letizia Moratti era stata tradotta perfino nel proprio nome di battesimo con Joy Moratti. E che ne so, cioè se si va con un traduttore di questo tipo, naturalmente via di qua diventa street of here o qualcosa del genere, eccetera, eccetera. Cosa molto divertente, ma legata spesso al fatto che piano, appunto, per restare all'esempio di prima, può essere un sostantivo o un aggettivo o un avverbio e se si traduce anche mentalmente, ma anche col dizionario, da una lingua all'altra, magari bisogna sapere quale piano sul vocabolario andare a cercare. E se non lo sanno fare gli addetti a questa pagina informatica del curriculum, vuol dire che hanno cattive scuole alle spalle, quantomeno. E sicuramente una cattiva competenza della loro lingua. Allora li dovete portare qua. E come si fa? È il vostro lavoro di tutti i giorni, naturalmente, quindi sapete voi la risposta sul come si fa. Ma potrei dire come non si fa. Per esempio, vediamo se ritrovo l'esercizio che dovrebbe essere questo. No, non lo è. Forse è questo. Forse ce l'avete. Eccolo qua. Allora, vediamo di ingrandirlo. Ce l'avete nella dispensa. Allora, come non si fa? Sono io la responsabile, quindi dico a me stessa come non si fa. Cioè, non si può o non si può più sperare che quella dei ragazzi sia una latenza lessicale, cioè che alcuni termini che noi possiamo andare a chiedere loro stiano in una latenza della loro memoria linguistica, cioè stiano in quella che chiamiamo comunemente competenza passiva, cioè che li capiscano, li abbiano incontrati e chiedano solo, aspettino solo che si presenti il momento per utilizzarli. In realtà questo è un pio desiderio o una pia illusione. Questo è un esercizio che ho dato in classe, quindi appunto me ne assumo tutta la responsabilità. Il risultato è stato abbastanza disastroso, perché in realtà molti di questi aggettivi, perché avevo chiesto quasi esclusivamente aggettivi, non sono mai stati incontrati o mai consapevolmente e quindi non sono proprio mai stati immagazzinati nella memoria passiva. Magari poi ci possiamo anche giocare noi nelle ore di laboratorio a queste cose, cioè chi arriva all'ora convenuta è puntuale e chi arriva al momento giusto, risposta puntuale, uguale. Chi arriva al momento giusto è tempestivo, naturalmente. Puntuale c'è nei nostri allievi, ma tempestivo no.
il più delle volte. Risalire da una definizione semplificata come è questa dell'esercizio al termine preciso può dare risultato zero. Oppure chi è senza vestiti, proprio il primo della lista. Risposta: svestito. Ma se non ha mai avuto i vestiti, allora nudo. Chi non ha peli, chi è privo di peli, poco più sotto, è rasato. Ma non è rasato, però che sia glabro è una cosa che non è nota ai ragazzi. E quindi questo esercizio non va bene. Non va bene perché si appoggia sul nulla spesso. Le richieste sono molto diverse qualitativamente una dall'altra, proprio per non risultare un supplizio. Ma nelle risposte dei giovani universitari è più il vuoto che il pieno, con un esercizio così. Quindi bisogna cominciare dall'altra parte. Bisogna cominciare dallo scoprire che tante cose non le sanno, loro devono scoprire che la loro competenza è integrabile, perfettibile, devono attingere a una fonte, che può essere il dizionario, per impadronirsi del termine incompetenza passiva, e poi devono cominciare a utilizzare quel termine incompetenza attiva. E l'esercizio, diciamo, deputato per questo passaggio è l'esercizio di riempimento, il close cosiddetto, di cui abbiamo poi qualche esempio e li utilizzeremo nel laboratorio per vedere come anche facilmente, insomma, si possono costruire a casa questi esercizi e poi somministrarli, come si suol dire, a una classe. Certo che sarebbe bello poter fare questi esercizi qui, perché, vediamo se li ritrovo, perché servono anche a stanare delle famiglie di parole. Per esempio, chi si offre spontaneamente per fare una certa cosa è abbastanza facile, no? Chi si offre spontaneamente è un volontario. E chi ha voglia di fare o di imparare è volonteroso. Non sento. Ma non so se sono d'accordo con lei. Chi ha voglia di fare o di imparare, il volitivo è chi ha una forte volontà e pensa di realizzare attraverso questa volontà tutti i suoi progetti, però dopo possiamo andare a controllare. E chi cambia spesso idea è volubile, ma vengono tutti dalla stessa radice? Volubile ha a che fare con la volontà, come i primi due? Volubile viene da tutt'altra parte, viene dal latino anche lui, ma viene da volvere, da volvo, no? Giro, mi sposto con la volontà, con le intenzioni. E allora, perfino facendo latino si potrebbe arrivare a questo tipo di arricchimento del lessico. E chi coltiva progetti irrealizzabili perché sproporzionati alle sue reali capacità, chi è? È un velleitario, che ha a che fare con velle, cioè con l'infinito latino, che vuol dire volere. E chi è pieno di desiderio?
famoso, sì, potrebbe essere. E chi suscita e ricerca il piacere? Potrebbe essere voluttuoso, cioè ha a che vedere con la voluptas, no? E invece ciò che è superfluo e di lusso? I beni voluttuari, che c'entrano anche loro, però è un'etimologia più incerta quella di voluttuario. Sono imparentate queste parole, però hanno delle sfumature di significato, delle connotazioni, una specie di, come dire, di pulviscolo che sta intorno al significato di una parola e lo specializza o in senso positivo o in senso negativo. Quelli fra voi che insegnano anche latino, non so se ce ne sono, sanno bene che, per esempio, fortuna, che per noi è solo positiva, in origine ha un significato doppio, no? È legata al caso, può essere una fortuna benevola o malevola, che ci porta al bene o ci porta al male. E dunque queste cose poi si spiegano ai ragazzi, però poi si può anche far loro scoprire che anche l'italiano moderno ha conservato in qualche misura il fortuna negativo, no? O incerto. Per esempio l'atterraggio di fortuna non è come dire che culo che ho avuto che sono riuscita ad atterrare. No, l'atterraggio di fortuna è quello in cui la strumentazione non ci sorregge, il carrello dell'aereo non è uscito e ci si affida alla sorte, sperando che sia benigna. Ma non è la fortuna come la intendiamo noi moderni, che abbiamo ristretto il significato, la semantica di questo termine alla sola specializzazione positiva. E così via. Quindi non è tanto utile cominciare da un esercizio così, è più utile cominciare dall'appropriazione di un termine magari mai sentito o sentito senza capirlo e passare attraverso esercizi di close alla sua applicazione, cioè farlo diventare di proprietà, un termine che trasloca in questo modo dalla competenza passiva a quella attiva. Parlavo proprio con i dottori Ellero e Cotugno pochi giorni fa e raccontavo che noi sappiamo forse che le liste di parole sono abbastanza tipiche degli scrittori, no? Sappiamo per esempio che Luigi Pulci si è fatto una lista di parole un po' strane, è stata anche pubblicata col titolo di vocabolista. Ma sappiamo forse meglio che Leopardi, per esempio, nello Zibaldone, prende nota di parole e freme dal desiderio di usarle, no? Se ne è appropriato e fa delle liste, cioè si possono ricostruire queste sue ideali vetrine di parole. E più commovente a me è sembrato scoprire che anche Cesare Pavese aveva le sue liste. Le ho viste fotocopiate a Santo Stefano Belbo, nella casa natale di Pavese, perché lo pensiamo sempre come un padrone della lingua, no? Pensiamo che gli scrittori nascano già imparati, come si dice da Roma in giù, cioè sapendo già quando si mettono in gioco scrivendo delle cose letterarie, abbiano già tutto il loro armamentario a posto. E invece ci sono queste liste veramente toccanti di Pavese che un po' come Verga, no? Che si annotava i proverbi, eccetera, per poi usarli nei Malavoglia, anche
anche Pavese mette uno sotto l'altro i termini, non so, della trebbiatura, di certi lavori della campagna, certe espressioni idiomatiche in italiano, in lingua, ma che evidentemente aspetta di piazzare in un suo racconto o in un suo romanzo. Dunque non c'è da vergognarsi, non c'è da risentirsi se i ragazzi vengono spinti dai loro insegnanti a identificare delle parole che vorrebbero usare prima o poi. Io mi ricordo che quando ero alle medie, a un certo punto ce l'avevo questa volontà di riuscire a usare, non so, la parola difettivo oppure qualche altra. E ricordo di aver provato una sorta di felicità quando sono riuscita a trovare l'occasione per usare quell'aggettivo o quel termine. Allora, se non si comincia da qua, si comincia da un altro esercizio, per esempio da questo. È meglio avere i minuti contati, le ore contate, i giorni contati, i soldi contati, il denaro contante. Non è la stessa cosa, no? Avere i giorni contati non è una cosa desiderabile. Mentre ci può capitare di dire dimmi veloce perché ho i minuti contati, non vuol dire che sto per morire, mentre invece se ho i giorni contati la cosa può essere molto preoccupante. Ma è meglio se ci dicono sei perverso o è meglio se ci dicono sei pervertito? Qui si può scegliere, dipende dalla persona che risponde. Ma i ragazzi spesso pensano che i due aggettivi abbiano esattamente lo stesso significato, no? Invece, magari se si legge il quinto canto dell'Inferno di Dante, il nostro mal perverso vuol dire il nostro male cattivo, no? Mentre invece pervertito è chi ha una perversione. Anche questo è un tipo di esercizio seminariale, bisogna discuterne, cioè non ha molto senso lasciare i ragazzi da soli a trovare le risposte in tipi di esercizi di vocabolario di questo genere. Perché è bene avere l'acqua corrente, ma siamo indifferenti al fatto di avere l'acqua scorrente? Perché ci sono delle solidarietà interne alla lingua che non possono essere infrante. Cioè, nelle camere d'albergo di una volta, quando non c'era il bagno nella stanza, c'era magari l'acqua corrente. Acqua corrente in tutte le camere, c'era scritto nella pubblicità. E anche se l'acqua scorre, che è il suo verbo, nessuno direbbe mai che in camera c'è l'acqua scorrente. Forse solo se scorresse per una perdita della grondaia lungo le pareti, ma quella del rubinetto è l'acqua corrente. Perché ha senso un esempio così stupido? Ha senso perché molte volte i ragazzi giovani sono convinti che la lingua sia un territorio di assoluta libertà, tale che il parlante nativo la possa usare in maniera infinitamente e indefinitamente creativa. Cioè, io dico così, anche se gli altri dicono in una maniera diversa, soprattutto riguardo al lessico, perché sulla grammatica e la morfologia i vincoli appaiono più chiari e più immediati. Ma invece nel lessico
l'idea di sentirsi proprietari, possessori di una lingua, a volte induce a una sorta di anarchia. E invece la lingua è piena di queste solidarietà, che sono dei sentieri scorciatoia, cioè sono dei sentieri già segnati per gli utilizzatori di quella lingua. Sono sentieri veloci da imboccare e tali da garantire la comprensione nell'ascoltatore e nel lettore. Dunque conviene in molti casi, non solo di fronte a una frase fatta, che è il livello massimo, cioè le espressioni idiomatiche, eccetera, viaggiano come se fossero una parola sola, viaggiano in piena solidarietà dei componenti singoli, no? Le polirematiche, ad esempio. Noi diciamo per lo più è una polirematica, si può scrivere in 3 pezzi, per, lo, più, ma si può scrivere anche tutto attaccato, per lo più, per lo meno. Si potrebbe dire per lo tanto, per lo molto, anche se sono quasi sinonimi di più. No, non si può dire perché quella è una polirematica e viaggia tutta insieme. Non si può né sostituire i pezzi con dei sinonimi, non si può dire attraverso lo più, invece che per, non si possono spostare di ordine i componenti, non si può inserire materiale ulteriore dentro al pacchetto della polirematica. Quindi non si può dire pentola a forte pressione se si vuole intendere quell'oggetto lì che è la pentola a pressione. Non si può dire sono in lista all'aeroporto, sono in lista di lunga attesa, se non si vuol fare un gioco di parole naturalmente, perché la lista d'attesa funziona come se fosse una parola sola. E quindi diciamo le espressioni idiomatiche tipo menare il can per l'aia o cose del genere funzionano in un regime di fissità. A un livello meno spinto, meno totale, funzionano così altri gruppi, altri sintagmi di solidarietà che il parlante nativo non è tenuto, non è autorizzato a modificare. E dunque l'acqua corrente può servire di viatico per intavolare con i ragazzi questa riflessione, cioè la riflessione sui limiti del singolo parlante nel momento in cui vuole utilizzare degli elementi del lessico in certi abbinamenti. Tante volte i ragazzi di fronte a una correzione in uno scritto dicono: ma prof, perché non va bene? Sono tutte parole italiane, le ho usate correttamente, non va bene perché non sono state rispettate spesso queste solidarietà reciproche fra le parole che spesso il dizionario segnala, anche se non sempre. Vi faccio un esempio, quella pagina che vi ho proiettato prima, mi pare, a un certo punto, vediamo se lo ritrovo, dice che un certo amico ha le spalle, è di quegli amici che ci sono sempre, qua, lo ingrandisco, ha le spalle larghe, ha le spalle larghe e c'è sempre, anche quando non lo vedi. Allora sono andata dal signor Zingarelli nella versione 2013, sotto voce spalle, naturalmente, dove c'è tutta una serie di usi idiomatici, forme fisse, e spalle larghe non c'è. C'è spalle grosse in questa accezione, cioè uno è robusto, insomma può sopportare, è generoso, possiamo cercare di costruire la glossa la definizione di spalle larghe, però in questo volume dello Zingarelli non c'è.
Se lo trovate ditemelo, perché magari ho guardato frettolosamente. Quindi con i ragazzi si può fare anche una serie di tentativi di definizione, non solo delle parole, ma dei sintagmi, delle espressioni idiomatiche o delle vie di mezzo fra queste varie possibilità. La versione più larga, adesso magari sospendiamo e continuiamo di là, la versione più larga e più articolata degli esercizi sul lessico potrebbe essere appunto quella legata a fenomeni di comprensione del testo, cioè a esercizi di comprensione del testo, in cui la fatica più grande per il docente non è tanto la costruzione delle domande, secondo me, ma è la ricerca di un testo sufficientemente breve e in sé concluso, su cui applicare l'esercizio. Lo sanno bene quelli che devono farli e variarli spesso, e guardo Alessio Cotugno che ha lavorato a queste cose anche con me e anche da solo. Trovare una porzione testuale di 10-12 righe in cui sia tutto contenuto e siano contenuti gli elementi necessari alla comprensione, e poi su quel materiale costruire una serie di domande. Questo è un brano che andrebbe bene anche per un argomento di storia, anche se è stato scritto da Antonelli, che è un linguista. Si parla dell'impresa di Fiume, si parla di cosa è successo in Italia subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e si parla della lingua e dello stile di D'Annunzio, nominandolo solo dopo aver parlato di lui, cioè nominandolo in maniera cataforica, ossia creando un sistema di attese. Se guardate bene, il soggetto D'Annunzio comincia qui, e di nuovo c'è chi riaccende in un'oratoria tesa ad eccitare e incantare più che a convincere gli accenti della mistica guerresca. Questo chi è D'Annunzio, ma per ora non è nominato. Sono però riportate le sue parole. Qui è la patria, qui nuovamente si respira il vento eroico, si ansa nuovamente nella gloria, si ripalpita di allegrezza, si risplende di affilata volontà. Già questa citazione mette in campo una necessità di capire con correttezza le singole parole piuttosto avanzata. Questo andrebbe bene per studenti dell'ultimo anno. Però non è detto che nell'esercizio si debbano toccare proprio quegli elementi lì, cioè non è necessario chiedere a un ragazzo di 17 o 18 anni che cosa vuol dire ripalpita, perché non userà mai più questo termine. Ha forse solo bisogno di acquisirlo nella sua competenza passiva, ma non di impossessarsene per sempre. E quindi si può chiedere qualcos'altro, per esempio, ma si può fare di meglio e di più, che cosa significa inadeguatamente remunerata, e mettere la risposta giusta e i necessari distrattori, scelti come ci consiglia di fare da ultimo anche Serianni nel libro Leggere, Scrivere, Argomentare, che avete fra i consigli dati fin dall'inizio. Serianni consiglia di scegliere i distrattori in maniera non arbitraria o non solo arbitraria, ma o per elementi di polarità, cioè mettere un distrattore che significa esattamente la cosa contraria, oppure di parafonia, cioè qualcosa che assomiglia nel suono.
volendo essere proprio carogne, si può mettere anche la voce E, cioè nessuna delle risposte precedenti è giusta, che getta nell'angoscia lo studente di solito, perché ogni volta non si tratterà di scegliere una delle possibilità, ma eventualmente scoprire che sono tutte sbagliate. Ma si può fare anche esercizio di lingua, no? Il sintagma verbale riaccende, come è usato? Cioè, quante valenze ha? Com'è la sua impalcatura di verbo? È usato in maniera assoluta oppure ha solo il soggetto? Regge un complemento oggetto o regge un complemento introdotto da una preposizione, cioè un complemento indiretto? E allora chi fa l'esercizio deve ritornare sul passo, verificare come è costruita quella frase. E dunque passare non solo, cioè non accontentarsi di una decifrazione semantica, ma fare una riflessione morfosintattica. Oppure si può lanciare delle domande sui segni del sistema interpuntivo, paragrafematico, eccetera, chiedendo di decifrare la funzione paragrafematica di alcuni segni, come ad esempio le virgolette basse, eccetera. Si può fare una domanda di storia: che cosa fu l'impresa di Fiume? Fiumana e non di durata interminabile, cioè una fiumana ma un'altra cosa. Si può chiedere che cos'è un arcaismo, eccetera, eccetera, e si può anche fare un po' di storia culturale, storia delle idee, vedere di recuperare il significato di vitalismo futuristico e quindi che cosa è stato il futurismo e che cosa ha cercato di veicolare, dove ha cercato di portare i suoi interlocutori. Di queste ne ho portate diverse per regalarvele, quindi se volete lanciarle ai vostri studenti, ce ne sono di già pronte, poi tutte le altre ve le fate da soli. Con molto dolore penso che dobbiamo passare ad altro, cioè passare a una fase applicativa. Ho detto con molto dolore fra virgolette, naturalmente, in senso ironico, che è una delle possibilità di uso delle virgolette, che servono appunto a prendere le distanze da ciò che è contenuto all'interno. Prendo le distanze ironicamente in questo caso, potrei prendere le distanze in altro modo, per esempio citando le parole d'altri e mettendole fra virgolette per dichiarare che non sono mie, no? I ragazzi usano le virgolette moltissimo, a quel che so, dalla mia esperienza, anche i relatori, come suggerisce la collega, spesso quando si sente una conferenza questo movimento abbastanza discutibile spesseggia, no? A indicare uno dei possibili usi delle virgolette medesime. Forse i ragazzi le userebbero di meno se sapessero esattamente a che cosa servono. E quindi se si scrive, per esempio, ho incontrato la mia ragazza, può voler dire che non lo è più, per esempio, che gli altri credono che sia ancora la mia ragazza, ma potrebbe essere anche un maschio chiamato ragazza per motivi di scontro culturale con le convenzioni sociali e amorose. Ma se vuol dire soltanto che ho incontrato Maria, che è la mia ragazza, non occorre metterla fra virgolette. Questa abitudine va estirpata. Spero che voi la estirpiate nei vostri ragazzi, così come vanno estirpati i puntini di sospensione, spesso in numero molto superiore a 3.
e anche i punti esclamativi che però ormai, cioè, non so se sono tornati di moda nelle scritture giovanili, li davo per morti, no? Invece, comunque, se ci sono questi zombie è meglio frenarli. I responsabili più antipatici di questi abusi studenteschi sono però, virgolette, puntini di sospensione. Righe intere di puntini di sospensione, ma nei temi, negli elaborati scritti, non nelle scritture private, nel diario, dove si può scrivere quello che si vuole, naturalmente. Giudicheranno i posteri, poi se quel diario verrà pubblicato, quanto valga oppure no, ma nelle scritture private i ragazzi e anche gli adulti possono fare quello che credono. Una buona educazione alla lingua scritta però va proprio, viaggia anche su prescrizioni molto chiare, secondo me. Questo non si fa, o come un po' di tempo fa è stato fatto un concorso dal quotidiano La Stampa. Dite la vostra parola che amate di più e dite quella che odiate di più. Mi pare che vinse Attimino come parola più odiata di tutte. Per fortuna Attimino ha ricevuto questa batosta e adesso si sente un po' meno. In compenso si sente piuttosto che sulla bocca di tutti, nel senso di no, o assolutamente sì. Insomma, i tic linguistici durano poco, per fortuna, ma quando sono in auge martellano proprio, uccidono. Alcuni poi vincono e allora entrano nell'uso, però per lo più sono effimeri, bella parola da far cercare sul vocabolario, sono effimeri, fastidiosi mentre sono in voga e poi se ne vanno da soli. Passiamo di là.